Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Oggi parliamo ancora di alimentazione, ma lo facciamo in un modo diverso e più specifico. Ci occupiamo di alimentazione e fibromialgia. In studio in mia compagnia, ormai è un appuntamento fisso, mensile oserei dire, il dottor Francesco Garritano. Buongiorno e benvenuto, ciao, dottore Garritano. Ciao. Allora, abbiamo deciso di parlare oggi di alimentazione legata proprio alla fibromialgia, questa patologia che purtroppo ancora non è totalmente riconosciuta, ma è una malattia a tutti gli effetti, difficile anche da diagnosticare, che sta colpendo sempre più persone, di cui si è però poco a conoscenza, ed è comunque una patologia complessa perché possiamo definirla anche multidisciplinare. Assolutamente sì. Partendo un pochino da quello che hai detto, io mi riaggancio alle tue parole perché è molto complessa. Dare anche la sola definizione di fibromialgia è difficile. Si parla di dolore diffuso cronico debilitante perché con associazione di molti altri sintomi, quindi la depressione, la stanchezza, l'irritabilità, i problemi gastrointestinali. Ma poi se andiamo ancora andiamo a scendere nello specifico, vediamo che non è una malattia totalmente reumatica ma ha caratteristiche reumatiche, non è una malattia totalmente infiammatoria ma ha caratteristiche infiammatorie, non è una malattia totalmente autoimmune ma ha caratteristiche autoimmuni, quindi la complessità è totale. E sicuramente l'approccio multidisciplinare è quello che bisogna oggi cercare di fare, perché la diagnosi, ripeto, io sono un biologo nutrizionista, tendo a sottolinearlo perché mi occupo di alimentazione, però l'approccio dovrebbe essere integrato dal reumatologo che fa diagnosi, o il neurologo, ma mi arrivano persone già con diagnosi accertate, cioè io non mi metto a fare diagnosi di fibromialgia, certo. Questo è questo che vorrei chiarire perché molto spesso uno pensa che io faccio diagnosi, no, assolutamente no. no. Infatti molta confusione, soprattutto per quanto riguarda appunto il primo step che è la diagnostica, sì, rispetto alla patologia. Quella non è assolutamente da andare a ricercare da un nutrizionista, ma bisogna andare da uno specialista, in questo caso appunto come dicevamo da un reumatologo. Da un reumatologo che oggi la difficoltà è pure a fare diagnosi soprattutto e anche in un approccio sia farmacologico che alimentare, cioè bisognerebbe farli entrambi. Perché ovviamente non solo l'approccio farmacologico funziona, non solo l'approccio totalmente alimentare funziona, ma bisogna unire tutte e due le cose. Ecco perché parlavamo appunto di interventi multidisciplinari, ovviamente bisogna andare a specificare anche che l'alimentazione non è curativa, ma è coadiuvante, che è cosa ben diversa. Coadiuvante, ecco, specifichiamo che parlare di cura è una cosa molto complessa, perché diciamo che quello che ho visto io dalle persone che mi vengono in studio con la fibromialgia, facendo un'alimentazione più sana, poi entreremo nel dettaglio su questo, sicuramente stanno meglio. Cioè io chiedo sempre, ad esempio, siamo partiti da 10 come sintomi, vediamo che con un'alimentazione fatta meglio, diciamo che la situazione va a migliorare. Chiedo sempre come va in un controllo e mi dicono guarda, tutti quei sintomi che abbiamo nominato prima all'inizio magari si sono ridotti. La persona dobbiamo cercare di portarla a stare meglio, di migliorare la qualità di vita e già abbiamo fatto un passo molto in avanti. Io cerco di fare seminari
su questo, vari convegni per sensibilizzare un pochettino, perché se negli Stati Uniti l'FDA ha riconosciuto la fibromialgia, in Europa siamo un pochino indietro. Le regioni più virtuose, diciamo, che l'hanno riconosciuta sono Trentino Alto Adige, Veneto, quindi mentre in Qui da altre... noi in Calabria ancora non è riconosciuta come patologia, soprattutto perché è invalidante. È invalidante perché io, proprio su questa parola che hai detto tu, ho persone che hanno lasciato proprio il lavoro, cioè oppure quando mi vengono a visita non si possono neanche sedere sulla sedia, cioè dobbiamo condurre la visita diversamente. Perché hanno veramente tanto dolore, non dormono, il sonno è disturbato sia per carico della serotonina, ma sia perché hanno dolore, ma hanno un intestino mal ridotto, hanno problemi di ansia e depressione, quindi ecco, e a volte quello che mi sono reso conto è che non vengono creduti queste persone quando vanno diciamo a fare una visita, cioè, gli viene detto va bene, prendi questo rimedio, vediamo, ma non si approfondisce bene la situazione. Quindi è ancora anche forse un tipo di patologia che ha necessità di essere approfondita dalla scienza, comunque dai medici. Non tutti sono ancora consapevoli e a conoscenza nello specifico di questa patologia. Allora, su questo ti do dei dati. Io ho aperto un gruppo diciamo social dove siamo arrivati a 10.000 persone che hanno la fibromialgia e mi rendo conto che non tutti sono ben trattati, tra virgolette, non tutti gli viene riconosciuta, ma bisogna fare ancora tanta strada. Ecco, però se non iniziamo a parlarne di questa fibromialgia, mi sono trovato in un seminario universitario all'Università degli Studi della Calabria a fare un seminario sull'alimentazione e fibromialgia. Quando ho parlato di fibromialgia nessuno mi stava un attimino a seguire perché non l'aveva sentita nessuno, quindi neanche nel percorso del futuro nutrizionista viene fatta accenno di questa patologia. Quindi c'è da fare ancora un percorso di comunicazione e di informazione rispetto ai suoi stessi colleghi, perché diciamo, scattino dei campanelli di allarme, quantomeno per andare a fare delle indagini, per vedere di capire se il paziente è affetto da questa A proposito di indagini diagnostiche, non per voler entrare nel merito del reumatologo che deve fare diagnosi, ma sono cambiate tanto gli approcci diagnostici, cioè si è partito dagli anni 90 quando si toccavano i famosi tender point, i punti doloranti, dove diciamo, si considerava fibromialgico toccando questi punti doloranti, ed erano 11 su 18, si poteva fare già una sorta di diagnosi. Poi si è passata alle scale del dolore e alla scala dei sintomi, quindi in questo caso questa cosa qui è interessante saperla, perché è nata perché non tutti quando si toccavano questi tender point avevano i dolori, quindi è meglio averlo illustrato su una... Le chiedo scusa, sì. Abbiamo una telefonata, pronto? Con chi parliamo? Pronto, buongiorno, sono Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, da dove ci chiama? Dalla provincia di Vibo Valentia. Prego, ha una domanda per noi, ha un'esperienza da raccontarci? Sì, subito, perché ho visto che c'era l'argomento fibro e siccome temo di avere questa patologia, volevo sapere se i dolori che comporta la fibro possono variare col tempo, perché ho notato che i miei dolori si accentuano molto quando il tempo è umido, come oggi, che è una giornata molto strana. Siccome mi danno un po' tutti della matta, volevo capire se poteva essere o era solo la mia sensazione. Sì. Questi dolori molto forti, anche lo sfioramento che mi fanno impazzire, soprattutto col tempo così strano. Allora rispondo che come già dalla definizione questo dolore è diffuso cronico, quindi che parte dalla testa ai piedi, quindi un dolore che si estende. E poi ci sono
ovviamente dei fattori scatenanti, per esempio oltre ai fattori diciamo, che possono essere genetici, di cosa la scaturisce, fattori genetici, ambientali e fattori psicologici, dei forti traumi, quindi possono essere vari. Però poi, da come ho capito dalla domanda, ci sono dei fattori scatenanti, quindi per esempio io quando vedo alcune persone al cambio di temperatura si accende il dolore, ai cambi anche della pressione atmosferica, dal mare alla montagna, quindi cambiando un po' la condizione. Quindi i fattori ambientali climatici possono creare delle difficoltà. Accentuare. E Maria Grazia, se non ricordo male il nome, ma lei ha già interrogato un medico, uno specialista eventualmente per la diagnosi? Ho prenotato una visita perché mi sto rendendo conto dai miei sintomi, da quello che leggo, che potrei avere questo e quindi consiglio... Ho appena sentito che l'argomento era questo, ho detto allora iniziamo subito. Perfetto, quindi il consiglio credo che il consiglio era quello di fare la visita al reumatologo e accertare la diagnosi innanzitutto e poi vedere di collaborare insieme al reumatologo insieme per vedere di trattarla al meglio. Grazie per averci chiamato, una buona giornata. Grazie a lei, grazie. Ecco, salve. Questo era uno dei discorsi che facevamo proprio prima di andare in onda. Tante persone che magari sospettano di essere affetti da questa patologia in virtù magari di alcuni sintomi che riscontrano e poi magari fortunatamente, mi faccio aggiungere insomma il termine, così non è, però si va sempre più spesso verso l'autodiagnosi e questo è sbagliato. Questo è sbagliatissimo perché come dico sempre ci può essere le persone tendono a farsi diagnosi da sole leggendo su internet o leggendo varie cose, però è sempre lo specialista che deve fare la diagnosi. Deve avere l'ultima parola. Deve avere sempre l'ultima parola, anche perché ho notato che ci sono persone che veramente hanno la fibromialgia e non lo sanno, nel senso che non è stata accertata, ma sono veramente fibromialgici, e alcuni invece che al minimo dolore che hanno magari al braccio o alla gamba subito ho la fibromialgia. Questo è un altro discorso sbagliato perché si crea la fobia della fibromialgia. Non dobbiamo cercare di affidarci a dei professionisti seri per cercare di inquadrare. Prima vedevo che il nostro regista aveva trovato un'immagine che poteva essere decisamente eloquente proprio per alcuni punti e dei centri di dolore che sicuramente sono anche assolutamente appunto importanti. Sì, questi sono diciamo, i famosi tender point visti in un'altra visione, però sì, in un'altra prospettiva, ma effettivamente sono i punti doloranti. Poi si irradiano un po' per tutto quanto il corpo, quindi se ho ben compreso diventa appunto un'estensione del dolore su tutto il corpo. E qua vorrei cominciare a fare un bel discorso anche sugli studi che stiamo cercando di portare avanti col mio staff, cioè nel senso che si è parlato spesso che la fibromialgia sia un discorso muscolare, totalmente muscolare, invece no, la fibromialgia parte dal discorso un discorso a prevalenza dei nervi. Allora, cosa succede? Noi siamo partiti da un discorso di ipossia, un discorso di acidosi, da un discorso di stress ossidativo, da un discorso di infiammazione. Io faccio questa correlazione perché il soggetto che ha i tessuti che sono poco ossigenati, la famosa matrice extracellulare, le famose cellule che compongono il nostro corpo, tendono a riversare sostanze acide in questa matrice, che ripeto, la matrice si trova dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi, ecco perché il dolore è diffuso. In questa matrice ci sono i nocicettori, cioè i recettori del dolore, quindi quando questa matrice diventa troppo acida, praticamente questi nocicettori portano il dolore, quindi il segnale del dolore, verso la parte centrale e quindi si crea poi un cortocircuito perché cominciano a scaricare velocemente proprio sui nervi e i nervi irradiano i vari organi. Ecco perché molto spesso mi dicono le persone che vengono da me, io ho
problemi sulla parte sinistra, problemi sulla parte destra, c'è il discorso a livello dell'intestino, perché questi nervi non è che irradiano e si innervano solo il muscolo, irradiano i vari organi, e se innervano i vari organi abbiamo vari problemi, varie problematiche. Ecco che stiamo cercando di agire sul discorso dell'ipossia, sul discorso dell'infiammazione, sul discorso dell'alcalinizzazione, cercare di alcalinizzare. Poi quando parleremo magari dell'alimentazione nello specifico cercheremo di capire meglio questo discorso. Infatti era questo un po', insomma, volevo cercare di iniziare ad introdurre proprio il discorso dell'alimentazione, perché ci sono anche degli alimenti da andare ad evitare, perché bisogna appunto, per coadiuvare e cercare di andare a limitare quelli che sono i fastidi e i sintomi che sono provocati dalla fibromialgia, bisogna andare ad eliminare probabilmente degli alimenti, perché subentrano anche delle altre situazioni. Ci sono degli studi in cui si parla di intolleranza al glutine, intolleranza al lattosio, che non sono però poi uguali per tutti i casi, perché ovviamente dobbiamo specificare che si tratta di soggetti singoli che vanno studiati caso per caso. Infatti l'individualità è la prima cosa, cioè non va mai dimenticata. Non va mai dimenticata, ogni soggetto diciamo, ha la sua storia e tutto quanto. Le chiedo scusa, mi risponde magari fra un po' perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, con chi parliamo? Salve, sono Matteo, vengo da Cosenza. Benvenuto Matteo, prego. Allora, stavo ascoltando il dottor Garritano, che intanto saluto, e stavo appunto sentendo di questa fibromialgia come una patologia che potesse derivare da una situazione di eccessivo dolore, nocicettori, insomma ho sentito un po' di cose che in realtà, ecco, essendo che mia madre ha la fibromialgia, ecco, non avevo mai sentito. Infatti il medico le ha detto che la fibromialgia è semplicemente una conseguenza della depressione e che non ci sono, diciamo, delle cause prestabilite, quindi volevo saperne un po' di più per capire, insomma. Ok, la domanda è pertinentissima. Allora, si discute di componente psicologica e di componente organica. Adesso bisogna capire un attimino, ci può essere sia una che l'altra. Possono essere delle concause? Sì, soprattutto chi avverte dolore va in uno stato depressivo, e che a volte invece il problema psicologico, che abbiamo detto che era una delle cause insieme a quello genetico e a quello ambientale, potrebbe invece scatenare il problema organico. Noi stiamo come gruppo stiamo seguendo delle ricerche che partiamo dall'organico per arrivare, diciamo, alla parte mentale, cioè nel senso, la persona, faccio giusto un esempio rispondendo a Matteo, mi sembra si chiama, se la persona ha dolori in continuazione finisce anche per dormire male, ovviamente anche la notte, quindi diciamo il sonno della notte è il sonno ristoratore, il sonno più bello, che non si può recuperare durante la giornata. È inutile che diciamo facciamoci il pisolino però il sonno della notte è quello ristoratore. Quindi a volte le persone che non dormono per tot tempo, perché non godono della fase REM, per intenderci. Assolutamente, vanno incontro a veramente discorso di ansia, di depressione, tra virgolette, perché veramente sono sofferenti, sono carenti di sonno e vivono male la giornata e poi non vedono una risoluzione a questo dolore, e quindi magari scatta la componente depressiva. Quindi ecco, la possiamo vedere come la famosa monetina è una che sorta ha anche le due... di cane che si morde la coda, Sì. perché poi subentra anche l'irritabilità o comunque tutta quanta una serie di insoddisfazione, di fattori, per cui è normale che anche l'incomprensione eventualmente anche da parte della famiglia. Ora non credo sia il caso di Matteo, perché si è preoccupato magari di chiamare proprio per la situazione della madre, però a volte può capitare di non sentirsi compresi magari proprio dai familiari. Matteo, io intanto la ringrazio per averci contattato, le auguro una buona giornata. Sandra, appunto, Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. Buona serata.
su questo argomento, ecco, non si sentono comprese. Hai toccato proprio una frase, ecco, il fatto del fibromialgico. C'è una persona, per esempio, che non si sente compresa dai familiari perché pensa che quello che sta avvertendo sia un discorso più che altro forse psicosomatico, il discorso è proprio quello, perché a volte si sente troppo spesso parlare di tu stai somatizzando magari una situazione, forse perché non c'è una visione immediata, non è un braccio rotto per intenderci, e quindi non c'è una visione immediata del sintomo. Ecco, proprio è questo che dobbiamo sensibilizzare ancora di più, perché se non vedi il problema reale, come hai detto tu, il braccio rotto, e vai dall'ortopedico e ti fai un'ingessatura, sulla fibromialgia il discorso diventa molto molto complesso. E anche in quel caso la multidisciplinarità serve forse anche con un supporto da parte di uno psicologo che magari dia un sostegno, in questo caso, a chi è affetto da questa patologia. Infatti io credo che l'approccio multidisciplinare deve essere fatto dal nutrizionista, dal reumatologo che accerta, diciamo, la diagnosi, dal nutrizionista e dallo psicologo, quindi sono le tre figure. Ci può entrare l'internista, ma anche il neurologo, ci possono entrare diverse figure, ma io dico sempre, pensiamo al povero paziente che avverte tutti questi sintomi che non sono soltanto frutto della mente. Soprattutto i pazienti che magari non hanno neanche il coraggio di rivolgersi agli specialisti, perché ce ne sono tanti che magari hanno questi sintomi ma restano nel chiuso della propria difficoltà, perché non riescono magari ad esternare quella che è la... E non devono, dico io, invece bisogna esternare queste cose qua per poterne venire a capo della situazione, perché se uno tiene dentro queste cose a lungo, peggiora ancora più la situazione. Quindi lì andare a parlare sia col medico di base che fa, diciamo, il primo colloquio, per poi passare step by step ai vari specialisti. Certo, stavamo entrando, diciamo, nel vivo dell'argomento per quanto riguarda l'alimentazione, proprio con il discorso della soggettività, che è fondamentale. Sì. Quindi anche in questo caso, così come nei precedenti appuntamenti nei mesi scorsi in cui ci siamo visti, non possiamo prescindere dall'individualità della dieta, perché la possiamo comunque chiamare così. Sì, perché ogni paziente ha un caso a sé, diciamo. Per esempio in molti ci sono dei cibi pro-infiammatori, però molto spesso, ecco, per esempio il discorso delle food sensitivity, delle famose intolleranze. Tu prima hai nominato la gluten sensitivity, abbiamo trovato molto spesso che nella fibromialgia c'è una correlazione forte con il glutine, perché abbiamo trovato degli studi che riguardano l'intestino. Abbiamo trovato che i soggetti con la fibromialgia hanno una leaky gut syndrome, cioè un intestino a colabrodo, quindi un intestino molto permeabile. Ma se dobbiamo capire perché questo intestino è molto permeabile, dobbiamo capire che probabilmente sto grano, sto glutine, che comunque comunque la molecolina che è l'alfa-gliadina, sta mandando più zonulina e sta aprendo le maglie dell'intestino e lascia passare indifferentemente molte sostanze che diventano poi proinfiammatorie e possono essere, per la teoria del mimetismo molecolare, possono essere poi riconosciute come non self anche dal sistema immunitario, che, ricordo, sta per l'80% nell'intestino, e quindi si va a sregolare tutta la situazione. Quindi in questo caso fare gli accertamenti specifici sulle intolleranze può essere utile, dottore Garritano? Utilissimo, perché uno, ecco, su questo spendiamo un'altra parola, perché molti riconoscono solo la celiachia e l'intolleranza al lattosio, ma la prova per esempio, delle che faccio io in studio, è testare le food sensitivity attraverso il sangue, attraverso le immunoglobuline G, ci può dire ad esempio se ho un sovraccarico in quel momento, in quella particolare persona, ecco, ricollegandoci all'individualità, del glutine o dei lieviti o della categoria latticini. E quindi in questo caso andare se il soggetto è sovraesposto maggiormente a queste cose, io devo andare ad rallentare un po' il carico di questi alimenti che sono proinfiammatori, se no arriverò facilmente alla soglia e il soggetto sarà completamente infiammato.
Ok, ci fermiamo solo qualche istante, abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo nuovamente in vostra compagnia ancora per entrare nell'argomento alimentazione e fibromialgia. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Seconda parte della nostra trasmissione, stiamo parlando di alimentazione e fibromialgia, entriamo quindi nello specifico proprio di quelli che possono essere naturalmente i consigli in linea generale per chi è affetto dalla sindrome fibromialgica, proprio perché, come dicevamo durante la prima parte con il dottor Francesco Garritano, ogni soggetto naturalmente ha una sua storia del tutto personale e quindi deve seguire comunque un'alimentazione mirata. Ricordiamo ovviamente, e su questo siamo assolutamente categorici, dottor Garritano, l'abbiamo detto più volte, che non parliamo di cura mirata alla risoluzione, ma soltanto di una cura che possa andare a risollevare un po', a migliorare quelli che sono i sintomi che sono veramente importanti, quindi va a coadiuvare e quindi una situazione che davvero è per alcuni versi devastante nelle fasi più acute della devastante, quindi diciamo, io non parlerei neanche di cura, ma parlerei di migliorare la qualità di vita, perché quello che diciamo, la persona che mi viene in studio vorrebbe il risultato. Abbiamo una telefonata, non riusciamo ad affrontare il discorso alimentazione a meno che non ci arrivi un input dai telespettatori. Pronti o con chi parliamo? Salve, sono Simona e chiamo da Roiano. Benvenuta Simona. Salve, io vorrei fare una domanda al dottore. Prego. Ho letto sul suo sito che eliminando il glutine si migliora. Quindi sostanzialmente noi che abbiamo la fibromialgia dovremmo eliminare il glutine per tutta la vita? Bella domanda. Allora, rispondiamo. Allora, abbiamo visto che togliendo il glutine la fibromialgia migliora, questo sì. Però dire per tutta la vita, finché non vediamo una situazione, io prima ho parlato di leaky gut syndrome, diciamo di migliorare un pochino questa barriera che diventa più larga, quindi di cercare di ripristinare l'intestino. Quindi io parlerei soprattutto di limitarlo per poi fare un reintegro graduale, ma quando i sintomi sono andati un po' via, no? Nel senso che c'è questa via, nel senso che è migliorata la qualità di vita della persona, ma io credo che non si deve togliere mai a vita nulla, ma il concetto che nelle prime fasi sì, poi piano piano bisogna, sempre con un esperto comunque professionista della nutrizione, cercare di piano piano fare un reintegro di cose che poi vedremo anche in seguito, non solo il glutine, ecco. Grazie per averci chiamato Simona, una buona giornata. Grazie a voi, Salve. Arrivederci. Io credo ovviamente l'impatto magari di chi legge un'informazione data lì, ovviamente cioè, se elimino il glutine poi non posso più tornare a mangiare magari il piatto di spaghetti che mi piace tanto, quindi giustamente è un percorso che si inizia e che poi magari va recuperato. Se mi permetti Alessandra di dire una cosa, soprattutto di ecco, in modo agire secondo gradualità, individualità, che erano poi i concetti della dieta GIFT che abbiamo parlato la puntata precedente, che io cerco di applicare questi concetti di quella principi alimentari, di quella sorta di educazione alimentare che abbiamo detto l'altra volta, di portarli anche al discorso fibromialgico, perché bisogna farlo gradualmente, tutte le cose. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole come tempo in ogni caso. pazienza. Soprattutto con la fibromialgia non ci si può aspettare che magari intervenendo con una modifica di alimentazione che deve andare a cercare appunto di migliorare la qualità della vita per fare in modo che i sintomi possano attenuarsi gradatamente, si abbia magari un risultato già nell'arco di una settimana o di un mese. Lì è una cosa ancora più lenta e ancora più graduale. E su questo mi dai ancora di più un'altra considerazione. Come dicevo prima, tutti si aspettano che subito, tutto è subito, non è possibile
fare, ma il fibromialgico che viene da me con diagnosi ovviamente accertata, lo ripetiamo sempre, certo, questa cosa qua, deve avere pazienza e deve perseverare, come ho scritto nel mio libro, deve avere perseveranza nell'obiettivo che si è posto, cioè nel migliorare lo stile di vita. Cioè, magari potrà migliorare la sua qualità di vita, come ho visto in alcune persone, seguendo un'alimentazione corretta già dal primo mese, perché se sono meno... tutto dipende dal grado di infiammazione. Se sono meno infiammati già nel giro di qualche mese si riesce. Se sono molto infiammate le persone ci vuole più tempo, però devono avere un po' di pazienza, cioè e questa pazienza alcuni ce l'hanno, alcuni non ce l'hanno, alcuni poi vanno a demordere, nel senso vanno a lasciare il percorso perché non vedono il miglioramento immediato, ma immediato non può essere, chissà da quanto tempo c'è questa infiammazione. Ci sono, abbiamo già citato alcuni alimenti che sono più o meno tollerati dall'organismo e da chi è affetto da fibromialgia. Certo. Ci sono anche le solanacee che possono creare dei problemi. Per entrare nello specifico e fare l'esempio pratico della signora che sta a casa in questo momento, dice cosa sono le solanacee? No, allora prima delle solanacee introduciamo il discorso del glutammato. Perfetto. Il glutammato si è visto che i soggetti con la fibromialgia hanno alti livelli di glutammato, quindi i cibi che hanno il glutammato sono molto i formaggi, quindi il discorso dei latticini in generale. Okay. Ma anche le carni rosse, quindi ci sono da limitare questi alimenti. Quindi questi sono comunque, specifichiamolo sempre, i famosi consigli generici per quanto riguarda l'alimentazione, quindi magari dare tirare un freno a mano rispetto a questi alimenti potrebbe dare comunque sollievo un po' in generale a tutti gli affetti da fibromialgia. Sì, consigliare molta frutta e verdura perché abbiamo detto che alla base c'è un'acidosi, quindi bisogna alcalinizzare. Poi posso supportare con qualche integratore che vada ad alcalinizzare, quindi a supportare l'alcalinizzazione dell'uso quotidiano di frutta e verdura, ma poi ci sono le solanacee, come dicevi tu, perché la solanina può dare fastidio, che è il principio che c'è all'interno delle solanacee. Ma solanacee che cosa intendiamo? Intendiamo le patate, i pomodori, le melanzane. Di questo periodo i pomodori, soprattutto noi in Calabria, l'insalata di pomodori sulla tavola del calabrese non manca mai. Assolutamente, e diventa un problema. Però ecco, anche in questo caso limitarlo per 2 mesi, io dico sempre un po' in consiglio generale, non per sempre, assolutamente, quello non per sempre, perché dobbiamo rimettere a posto l'intestino e queste sostanze danno fastidio un pochino a questo discorso che abbiamo detto prima dell'intestino a colabrodo, quindi limitare queste solanacee sarebbe utile. Per poi parlare, ovviamente, siccome il tema è alimentazione, non usciamo un po' se no fuori limitare gli zuccheri, farine raffinate, dolcificanti, cioè questi perché? Perché come penso abbiamo anche speso parole nella puntata precedente, danno picchi glicemici e picchi dell'insulina. L'insulina, non ci dimentichiamo, è importante, però è un proinfiammatorio quando esce spesso durante la giornata, quindi rientra nel discorso infiammazione vera e propria. Quindi dobbiamo il picco glicemico può essere controllato? Assolutamente, mangiando dei cibi integrali, senza glutine, ma non i gluten free, ma proprio andare verso l'amaranto, la quinoa, il riso, verso il grano saraceno, quindi andare su questi prodotti naturalmente senza glutine, cercare veramente di fare una forte limitazione dei latticini, limitare queste solanacee, limitare soprattutto questi zuccheri e farine raffinate che purtroppo io, come ho detto, dico spesso, sono i 4 veleni bianchi, tra questi 4 veleni bianchi rientrano lo zucchero e le farine raffinate. Rispetto invece all'utilizzo del sale, caffè, tè, superalcolici, soprattutto magari nel periodo estivo, capita più spesso di bere, anche se si dice bevete molta acqua, poi invece si va verso altri tipi di bevande. Do una chicca,
do una chicca. Abbiamo trovato uno studio, ripeto che potete poi, i telespettatori possono andare a vedere sul mio sito, chi beve poca acqua avverte più dolore. Cioè veramente l'acqua è importante perché diluisce questi acidi. Abbiamo parlato di acidosi della matrice extracellulare, quindi bere molto, quindi andare un po' a diluire questi acidi aiuta, quindi l'acqua fondamentale. E poi diciamo dobbiamo condurre soprattutto uno stile di vita. Approfondiamo fra poco, abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parliamo? Buongiorno, sono Andrea, chiamo da Rende. Buongiorno Andrea, prego. Allora, vorrei chiedere al dottore una cosa. Siccome in questa patologia bisogna purtroppo eliminare, anche se momentaneamente, alcuni alimenti nella propria dieta, vorrei fare una domanda. Questa eliminazione di alimenti purtroppo comporta, è normale, una vita sociale non molto bella, perché quando esco fuori, per esempio, non posso mangiare con i miei amici, non posso mangiare nulla. Ecco, vorrei chiedere al dottore come comportarmi, perché comunque influenza molto la vita sociale questo aspetto. E qui entriamo nel discorso anche insomma un po' psicologico. Un po' psicologico e poi quello che facevi tu, cioè del discorso degli aperitivi e del gelato, ci avviciniamo all'estate e tutto il resto. Degli zuccheri, purtroppo il superalcolico magari. I superalcolici quando vai in discoteca, eccetera, eccetera. Allora, io dico una cosa, stiamo parlando di un soggetto che soffre tanto. Io cercherei di mediare un po' la situazione, no? Non essere proprio drastico, cioè nel senso che se capita quella volta non dobbiamo essere asociali, perché poi la socialità... Una domanda. Andrea, mi scusi, ogni quanto le capita di andare a pranzo o a cena fuori con gli amici? Tutti i giorni? No, 1 o 2 volte a settimana, però ho sentito queste cose e ho avuto questa premura di chiedere. Certo. No, vabbè, in questo caso si può stare tranquillo, nel senso che capita una volta a settimana, un paio di volte a settimana. Una deroga la possiamo non fare. facciamo un terrorismo su questa cosa, è soprattutto uno stile continuativo da seguire. Diciamo una un pizza percorso. una volta a settimana piuttosto che un panino non è devastante. L'importante è avere la consapevolezza di quello che poi insomma potrebbe essere. Ho notato, Alessandra, un'altra cosa. Intanto, Andrea, spero che lei sia soddisfatto della risposta. Certo. Grazie per averci chiamato, una buona giornata. Allora, mi riallaccio un attimino a quello che dicevi, cioè non è la volta sporadica, ma il fatto che bisogna vivere, ovviamente non bisogna essere asociali e tutto il resto, però ho notato... Perché se poi io mi devo privare magari della socialità per migliorare una qualità di vita a livello fisico, che però deve andare ad inficiare lo stile di vita che mi rende asociale, certo diventa un po' problematica la cosa. Già è una malattia invalidante di suo a livello fisico, se diventa anche una questione sociale. Assolutamente. E volevo aggiungere che soprattutto bisogna cambiare lo stile di vita. Io continuo a ripetere sempre questa cosa qua, perché non è solamente l'alimentazione, anche tipo diamo dei consigli, yoga, pilates, quindi esercizi, quindi si può praticare di questo sport dolce magari? Anzi bisogna. Cioè, io ho sentito delle cose strane, cioè hai la fibromialgia. Ecco, il soggetto fibromialgico tende a non fare perché ho dolore, ho spossatezza, ho rigidità mattutina, eccetera, eccetera. Però se il corpo non si muove, peggio ancora, cioè, sì, è come se, faccio l'esempio, si arrugginisce. Quindi bisogna piano piano, ecco, sempre con la gradualità, cominciare pure con degli esercizi, 10 minuti al giorno, cominciarlo a fare. Do delle indicazioni pratiche, bagni caldi la sera, cioè il bagno caldo rilassa molto la muscolatura, l'apparato muscoloscheletrico, bere delle tisane a base di malva, passiflora, e quindi aiutano un pochino la situazione, e poi l'aspetto
psicologico non è da trascurare, perché io faccio sempre i miei pazienti, e chi mi segue oggi lo saprà, dico di essere delle spugne al contrario. Che significa questa cosa che dico spesso? Cioè, non bisogna assorbire tutto come fa la spugna, ma bisogna cercare perché oggi la persona tende a prendere tutti i pensieri di tutti. Certo. E ho notato, che almeno quello che mi raccontano le persone quando vengono in studio, che prendendo tutti i vari pensieri, o arrabbiatura, o varie altre cose, i sintomi peggiorano. Quindi io dico sempre, cercate di farvi scivolare come un impermeabile le cose, ed è un grosso aiuto. Io ho ancora l'esempio di una signora che seguo a Napoli, che ha avuto la mamma ammalata in quel periodo. In quel periodo si sono scatenati tutti, perché lei, seguendo la mamma, ovviamente in una situazione abbastanza critica, si sono risvegliati tutti i dolori. Ecco le cause scatenanti. Possono essere, oltre al clima, come abbiamo parlato prima, possono essere anche delle situazioni di forte stress. Appena la mamma si è messa di nuovo, è stata dimessa all'ospedale, diciamo, e per magia, per miracolo, i dolori sono scomparsi. Già questo dovrebbe far riflettere come anche un aspetto mentale positivo, ecco, mettiamolo come aspetto mentale positivo, potrebbe aiutare insieme al discorso alimentare e al discorso anche non alimentare, come lo stile di vita, eccetera. Bisogna, diciamo, un po' reimpostare la propria vita cercando di trovare un aspetto positivo affinché si riesca ad affrontarla con uno spirito nuovo. Certo, fermo restando che di patologia si tratta e che in attesa di riuscire a trovare una cura si deve affrontare la situazione cercando quantomeno di limitare i sintomi e i danni, se così si dice. Ecco, e volevo aggiungere, Sandra, visto che ne stiamo parlando, quello che abbiamo a livello farmacologico è un po' anche un discorso palliativo, nel senso che non abbiamo oggi una vera cura, certo. Purtroppo, dico purtroppo, perché diciamo, l'antidolorifico ti fa passare il dolore per un temporaneo, poi ritorna, il mio rilassante ti può aiutare per un certo periodo, il discorso dell'antidepressivo che ti va a innalzare la soglia del dolore. Sì, va bene, assolutamente. L'alimentazione stessa l'abbiamo specificato, va a intaccare, comunque a ridurre, ma non va a curare. Quindi sono tutti quanti interventi mirati a migliorare, ma non ancora al momento a curare. La qualità di vita può andare. Poi abbiamo ritrovato in studi molto importanti in questi soggetti con la fibromialgia delle situazioni correlate. Per esempio si correla molto alla tiroide di Hashimoto. Io uscirò a ottobre con un libro che parla proprio di tiroide di Hashimoto, sempre come approccio alimentare, e abbiamo trovato che si possono associare tiroide di Hashimoto e fibromialgia, e questo mi fa pensare a quel discorso dell'autoimmunità, che non può essere definita come malattia proprio autoimmune, ma qualcosa di autoimmune, partendo anche dalla leaky gut syndrome. C'è tutto quanto ancora un universo da esplorare rispetto a questa patologia che ancora non è ben chiara neanche al mondo scientifico. Alti livelli di omocisteina nel soggetto che soffre di fibromialgia, bassi livelli della ferritina, bassi livelli del coenzima Q10 che abbiamo ritrovato sempre negli studi. Quindi diciamo che abbiamo alterazioni del sistema della serotonina, ecco, per esempio. Anche per questo viene poi inserito spesso il discorso degli integratori, quindi parliamo di omega 3 piuttosto che di altre magari rimedi naturali, mi viene da pensare alla curcuma piuttosto che ad altre. Io uso tantissimo gli omega 3, uso tantissimo la curcuma. Uso degli per compensare questi valori così alterati? Uso per esempio nell'omocisteina alta, penso che tutti sapranno, B6, B9, B12 per abbassare questa omocisteina, ma vado ad innalzare, per esempio se c'è un discorso di ferritina bassa, penso pure al discorso, perché magari la spossatezza che ha il soggetto che fibromialgico può essere derivato anche da bassi livelli della ferritina, quindi ecco, anche una lettura
un'interpretazione degli esami va fatta con attenzione, perché se vedi un omocisteina alto però il soggetto ha la fibromialgia, bisogna sempre interpretarlo nel suo quadro completo. Quindi queste... Ecco perché si parlava di soggettività, di intervento, perché bisogna andare a studiare caso per caso proprio i valori del paziente. Per esempio prima abbiamo trovato uno studio sul coenzima Q10, su bassi livelli di coenzima Q10, che è un antiossidante, cioè noi abbiamo visto dei cali di livelli di antiossidanti. Io faccio il test, seguo il test epigenetico sul capello, prelevo, diciamo, il capello, il bulbo, quindi che il capello è quello che tiene molte sostanze all'interno. È un test epigenetico e mi va a vedere delle carenze di vari nutrienti e micronutrienti, e ho trovato proprio nei soggetti con la fibromialgia, ho trovato carenze del sistema antiossidante. Ecco perché vado pure con anche altri integratori, che abbiamo nominato prima, gli omega 3 eccetera eccetera, per ripristinare il sistema antiossidante. Quindi questa è un'altra cosa che va fatta. Cioè va trattata anche il soggetto anche con altre cose. Hai parlato pochi conoscono anche l'artiglio del diavolo, che è un rimedio naturale che potrebbe essere utilizzato pure quello, l'arnica, ci sono vari classi di integratori che ci possono, la vitamina D, cioè ecco, mi stavo dimenticando, forse è la cosa più importante, la vitamina D, che è praticamente tutto tranne vitamina D, ma è un ormone, no? Che ha un'attività antinfiammatoria, immunomodulante, ci può essere in aiuto lo zinco, il selenio, ecco, bisogna però, ecco, sempre valutare caso per caso, perché non è che possiamo fare un'integrazione uguale per tutti. Ecco, un'altra cosa che mi dimenticavo, il magnesio, pure l'uso del magnesio è importante, però non possiamo fare per tutti la stessa integrazione o per tutti la stessa alimentazione, ma bisogna capire quando siamo infiammati, che grado abbiamo di infiammazione. Bisogna vedere magari col test delle intolleranze quale alimento è pro-infiammatorio, quale sta veramente dando fastidio alla persona, e poi costruire, proprio cucirla addosso l'alimentazione alla persona, perché se dobbiamo dare, se veramente diamo dei prestampati, dire vabbè ti do, togli glutine, togli solo latticini eccetera eccetera, il paziente mi dice ma io non sono migliorato. Certo non sei migliorato, bisogna guardare perché il quadro. Non è certo un intervento standard, un po' come il discorso che si fa, ne abbiamo fatto anche altre volte quando si parla invece in quel caso di dieta dimagrante. Non si può dare una dieta standard per tutti, perché è sempre un discorso di personalizzazione, a maggior ragione quando di mezzo c'è una patologia seria, sì, come la fibromialgia, ma mi viene da pensare, ecco, prima parlava anche del discorso delle disfunzioni della tiroide, anche lì si interviene con situazioni mirate. È sempre una questione di soggettività, perché poi al di là dei valori anche il corpo, la fisicità di una persona, la qualità della vita e lo stile di vita incide rispetto alla risposta a un regime alimentare. Quello che abbiamo visto ho visto nella pratica, che chi conduce degli stili di vita sedentari, stili di vita dove poco, ecco, non in linea, ecco, chi esce sempre e beve il superalcolico, ecco, tutte le sere magari, tutto il resto, o chi sta sempre ecco, in ambienti chiusi, poco esposti al sole, ecco, poca vitamina D, ecco, e poi uno si rende conto che dici allora dobbiamo cambiare lo stile di vita, dobbiamo agire proprio su quello, e non mi stancherò mai di ripeterlo, perché si deve passare sempre da lì. Sempre da lì. Se il soggetto, la persona vuole cambiare e vuole migliorare la qualità della sua vita, soprattutto in un soggetto che soffre e soffre tanto, bisogna passare a forza da questo.
Dottore Garitano, io vorrei rimarcare il concetto fondamentale che abbiamo già dato nella prima parte della trasmissione, ma credo che non basti mai ripeterlo, quello di uscire assolutamente fuori dall'autodiagnosi, dal pensare di avere un sintomo e fissarsi dall'essere affetti da una patologia, dal rivolgersi agli specialisti, ai medici, meglio andare da un medico e chiedere una verifica piuttosto che convincersi di avere una malattia che invece non esiste. Assolutamente sì. Allora, ecco, sull'autodiagnosi sbagliatissima, ma neanche trascurare. Quindi gli eccessi sono sempre da togliere, perché la verità sta sempre in mezzo. Cioè, è sempre quello il discorso che bisogna fare. Se avete un dubbio toglietevelo andando dal medico. Assolutamente sì. Siamo in chiusura, io la ringrazio anche questa volta per essere stato con noi ed essere stato così esaustivo su un argomento che possiamo definire tranquillamente non facile, anzi piuttosto ostico. Ringraziamo i telespettatori che sono stati con noi e ci hanno scelto anche quest'oggi. Io come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi lascio in compagnia dei programmi della rete e se vorrete ci ritroveremo qui la prossima volta. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!